Il ragazzo fa da esca, pochi sguardi d'intesa in un locale di Resana e la coppia omosessuale segue il 17enne fino ad una zona isolata e buia. Qui scatta l'agguato, feroce. Altri 5 giovani escono dai cespugli e si gettano sui 2 malcapitati. Calci e pugni, un pestaggio in piena regola, selvaggio, usando anche questi tronchi d'albero. La baby gang deruba i 2 uomini di cellulare, portafogli e chiavi dell'auto, poi si dà alla fuga. 6 i giovani nordafricani denunciati, 2 i minorenni. Alcune settimane fa si è verificato il brutto evento, un gesto inspiegabile, violento e brutale. I giovani autori dell'agguato, ragazzi tra i 17 e i 19 anni, sono stati denunciati per rapina aggravata in concorso. I ragazzi, ben noti alle forze dell'ordine per un ragguardevole numero di precedenti, durante gli interrogatori non avrebbero mostrato alcun segno di pentimento e avrebbero anzi cercato di incolparsi a vicenda. Tra i motivi la rapina, ma sicuramente la gang è entrata in azione anche per motivi omofobici, vista l'inaudita violenza con cui hanno picchiato i 2. I 2 uomini hanno riportato ferite e contusioni su tutto il corpo e sono stati ricoverati all'ospedale di Montebelluna con una prognosi di 15 giorni. Una delle vittime dell'aggressione ha avuto anche una lesione piuttosto seria ad un occhio.